Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando in queste puntate la grande avventura, insomma, dell'elegia del mondo greco. Il mondo greco ha nella poesia un suo punto di forza fondamentale e la poesia però non è soltanto poesia come la intendiamo noi oggi di carattere soggettivo, si presta a diversi metri e a diversi generi letterari. C'è la poesia di invettiva, il giambo, e poi c'è la poesia di esortazione. Il più grande poeta esortativo, elegiaco appunto, dell'antichità, che conclude questo processo vastissimo che era cominciato da Callino e che si conclude con questo poeta, è Xenofane di Colofone, è l'ultimo grande poeta elegiaco dell'antichità. Chiude quella che è la grande tradizione dell'elegia portando a compimento un processo che era partito da molto tempo prima e che adesso necessitava di giungere ad una sintesi. Infatti cosa fa quest'autore del mondo greco? Cerca di prendere in esame quello che era una delle cose più popolari del mondo greco di allora, del mondo popolare di allora, che erano gli atleti. Gli atleti, il mondo dello sport era nato come messa in mostra dell'aristocrazia. I giovani aristocratici mettevano in mostra la loro bellezza perché praticava sport completamente nudi, mettevano in mostra la loro bellezza e mettendo in mostra la loro bellezza volevano mettere in mostra la loro bontà. Si parla di calocagazia. Calocagazia vuol dire proprio questo, bello e buono. C'è il bello e c'è il buono che nello sport veniva messo in evidenza. Proprio perché sono bello, proprio perché sono vincente, il mio modello sociale è un modello sociale vincente, un modello sociale che va perpetrato. Ecco, Simonides mette in dubbio questo tipo di società dicendo che c'è un altro valore, che non è soltanto il valore degli atleti, che va preservato, è il valore degli intellettuali, il valore del pensiero. E in questo valore del pensiero noi possiamo trovare quello che è il punto di sintesi di tutta l'elegia del mondo antico. L'elegia che era nata per costruire un'etica comune, un'etica pubblica, prova adesso a portare a compimento questo processo codificando qualcosa di in qualche modo unico che lascerà nel mondo posteriore come una delle sue più grandi eredità. Ecco, in questa comparazione tra gli ideali del mondo dello sport, diremo del calcio, e gli ideali del mondo del pensiero, del mondo dell'interiorità, si trova uno dei punti di forza del mondo elegiaco. Ma in questo confronto vedremo che c'è un particolare che diventa importante, che fa un po' da conclusione a tutto il percorso che abbiamo fatto. Vi tengo sulle spine perché lo raccontiamo domani, lo raccontiamo qua a Storie.